In arrivo 630.000 euro di fondi europei per l'acquacoltura, ma in Liguria il settore non riesce a espandersi. Per Roberto Co della Maricoltura di Lavagna, in Italia la burocrazia soffoca gli investimenti. In Fontanabuona fioriscono piccole iniziative per il rilancio economico. A Bassi di Tribogna attivo un mattatoio per allevatori e piccoli produttori locali. Obiettivo: valorizzare la produzione a chilometro zero. Disagi in vista per la viabilità nel Tigullio. Da lunedì per 4 settimane Aurelia tra Chiavari e Zoagli chiusa di notte. Il 13 e 14 maggio invece senso unico alternato in via San Michele di Pagana. Papa Francesco: lo sport deve essere strumento per promuovere l'accoglienza, la salute, l'occupazione. Ricevuti in Vaticano i responsabili del centro sportivo italiano in occasione dei 75 anni di fondazione. Si rinnova l'impegno di solidarietà degli studenti del Liceo Marconi del Pino a favore dell'Anfas Tigullio Est, in scena a Chiavari e Sestri Levante con Aulularia e Reugola. Limiti e potenzialità della tecnologia applicata allo sport e al lavoro sotto i riflettori. Nella sede di YLab convegno con Gozzi, Campodonico e il giornalista del Sole 24 Ore Marco Bellinazzo. Buonasera ai telespettatori di Tigullio Oggi, temi dell'economia in apertura nel nostro telegiornale. Sono in arrivo 942.000 euro per il settore della pesca in Liguria. I fondi sono stanziati dall'Europa e approvati dalla Regione. Una cifra consistente del contributo andrà all'acquacoltura. Se a livello mondiale questo comparto è in espansione, in Italia e nella nostra regione in particolare i finanziamenti potrebbero andare persi. Vediamo perché. Il mercato dell'acquacoltura è in crescita, l'Europa spinge per sviluppare gli impianti, i fondi ci sono, eppure in Italia si fa poca strada e in Liguria ad oggi non sembra esserci spazio per un'espansione del settore. Risponde così Roberto Co, gestore della Maricoltura di Lavagna, dopo essere venuto a conoscenza dei contributi europei approvati di recente dalla Regione. Si tratta di 942.000 euro per il settore pesca, di cui 610.000 per investimenti produttivi sull'acquacoltura e 20.000 per la promozione di nuovi operatori del settore. In Liguria, oltre agli impianti di Lavagna, ci sono soltanto quelli di La Spezia, dove si allevano i mitili. È difficile utilizzare i finanziamenti, dice Roberto Co. In Italia c'è una procedura burocratica lunga, poco chiara e contraddittoria a livello di decreti ministeriali. Il caos normativo maggiore riguarda il rilascio di nuove concessioni o l'ampliamento delle esistenti. La Regione cerca di fare qualcosa, spiega Co, ma non riesce. La richiesta di ampliamento delle gabbie da parte dell'acquacoltura di Lavagna, ad esempio, è ferma al palo. Così i fondi decisi dall'Europa in Italia trovano un ostacolo tra le pieghe della legge, con poche speranze per chi lavora in un comparto dato in crescita su scala mondiale. Presto, aggiunge Co, supererà quello della pesca. Gran parte del pesce proviene dall'estero, prosegue, e la pesca è al limite dello sfruttamento, mentre la richiesta è in aumento. L'acquacoltura garantisce numero e qualità, dice invece, laddove rispetta i parametri. A tutto ciò si aggiungono i danni provocati a Lavagna dalla mareggiata 2018. Ad oggi sono state recuperate 10 gabbie, ma ci sono ancora da sostituire le linee di ormeggio. A giugno si potrà sapere con più precisione la data di ripristino dell'impianto, ma per recuperare il danno ci vorrà ancora un anno, spiega Roberto Co, che conclude: finora sono arrivati soltanto i soldi dell'assicurazione, null'altro. E il bando ministeriale rimborsa soltanto le attrezzature, non il prodotto perso. Per Lavagna non è un grande aiuto, dato che su 2,8 milioni di danno soltanto 300.000 euro riguardano le strutture. E ricordiamo che per le domande per accedere ai fondi possono essere inviate entro le 13 del 30 giugno. I bandi con tutte le informazioni di dettaglio sono disponibili sul sito della Regione Liguria. E nel contesto delle attività produttive del territorio, segnali di rilancio arrivano dalla Fontanabuona, dove persistono forme di allevamento e imprenditorialità a livello locale. Da 8 anni a Bassi di Tribogna è stato attivato un impianto di macellazione rivolto principalmente ai produttori della zona. L'obiettivo è quello di valorizzare i prodotti locali e razze autoctone come la mucca cabanina. Vediamo. In un contesto economico in continua mutazione, in Fontanabuona fioriscono piccole forme di imprenditorialità per favorire il permanere degli abitanti sul territorio e valorizzare i prodotti che lo stesso offre. Con questo intento, nel 2011, nella frazione di Bassi di Tribogna è stato realizzato un nuovo mattatoio che presta servizio di macellazione per gli allevatori di tutta la valle. In questo impianto viene effettuata la macellazione di tutti i capi, bovini, suini, e facciamo tutta la lavorazione. Poi in seguito alla macellazione
lavorazione c'è il sezionamento, tutto il confezionamento, fino ad arrivare anche alla produzione dei salumi che facciamo sempre all'interno nel reparto, diciamo, di salumeria. Il servizio si rivolge in modo particolare ai macellai della zona, agriturismi, chi detiene capi bovini per uso familiare e anche allevatori a chilometro zero per la trasformazione dei loro prodotti. Oltre a dare un servizio sul territorio dove andiamo a macellare i capi, diciamo, di allevatori della zona, e diamo anche, diciamo, una collaborazione nel, come dire, di lavorare insieme con questi pochi allevatori. Faccio un esempio, gli allevatori di razza cabanina, dove noi abbiamo riconosciuto un prezzo di filiera, dove ritiriamo i capi e poi facciamo la commercializzazione di questa razza particolare perché è autoctona e che viene proprio dal nostro territorio. L'attività svolta all'interno del mattatoio si propone di fare da collettore per la vallata, seguendo la filiera dal produttore al consumatore. Una peculiarità riguarda la macellazione della selvaggina, per la quale l'impianto di Tribogna è uno dei pochi centri sul territorio ligure. Ci consente di lavorare questi capi, che sono i cacciatori che ce li portano, e poi fare la distribuzione sia al ristoratore o anche al singolo, diciamo, cliente privato che viene in macelleria. Uno sguardo al meteo, il centro meteo ARPAL ha emesso l'avviso per vento di burrasca forte relativo alla giornata di domani, 12 maggio, domenica, dalla tarda mattinata di oggi. Intanto sulla Liguria si è assistito a un aumento dell'instabilità con rovesci e temporali e non si escludono locali grandinate in corrispondenza dei fenomeni più intensi. Le precipitazioni andranno progressivamente esaurendosi nel corso della notte e avremo ancora residui rovescio temporale sul Levante. Dalla serata di oggi intanto si iniziano a rinforzare i venti da nord che domani tenderanno progressivamente a diventare di burrasca o burrasca forte, anche se con temporanee pause, con locali raffiche fino a 100 km orari, inizialmente sul centro Levante ma in successiva estensione a tutta la regione. Anche nella mattinata di lunedì 13 maggio sono previsti venti forti o di burrasca da nord-nord-est con raffiche fino a 90 km orari e attenuazione dei fenomeni da metà giornata. Per la politica amministrativa, inaugurazione oggi pomeriggio a Cicagna per la nuova area polivalente per sport e tempo libero. È stato riqualificato il Parco Cavagnari ricavando una nuova area giochi attrezzata per bambini. Inoltre si è ultimato il restauro del centro sportivo che diventerà anche centro federale del tennis. Gli sport praticabili saranno il tennis appunto, il volley e il calcio. La gestione degli impianti è stata affidata alla società polisportiva Cicagna. Al termine si è svolto anche dell'inaugurazione un piccolo momento di rinfresco. Ed è stato firmato l'atto di assegnazione della nuova sede per l'Associazione Volontari Antincendio Boschivi, gruppo Lupo di Santa Margherita Ligure. I locali vengono affidati in comodato gratuito per la durata di 9 anni. L'assegnazione coincide con il 30° anniversario di attività del gruppo impegnato nella prevenzione degli incendi boschivi e in interventi di protezione civile che fino ad oggi non aveva mai potuto usufruire di una sede adeguata. La cronaca, la Polizia di Stato ha arrestato una banda di malviventi di origine straniera specializzata in furti in abitazione. Il gruppo ha messo a segno diversi colpi fra Liguria e Toscana utilizzando la tecnica piuttosto nota del cosiddetto grimaldello bulgaro, uno strumento utilizzato per violare le serrature delle porte blindate. Le indagini sono state condotte dalla squadra mobile di Genova e Pisa e hanno preso avvio nel momento in cui alla fine della scorsa estate gli investigatori genovesi avevano notato un'impennata nel numero dei furti in abitazione commessi nella zona di Corso Europa a Genova. La svolta è avvenuta grazie alla segnalazione di un abitante della zona che aveva notato un'insolita presenza di alcune persone in orario notturno nello stabile in cui viveva. Di qui sono proseguite le indagini coordinate dalla Procura di Genova che hanno permesso di ricostruire 18 furti commessi a Pisa, Livorno e Genova da un gruppo che aveva a Pisa la propria base operativa. Questa mattina sono state effettuate numerose perquisizioni, 5 le persone arrestate. Proseguono le indagini nei confronti degli altri componenti del gruppo e per ricostruire altri episodi commessi dalla banda. La viabilità adesso, disagio in vista per il Tigullio da lunedì e per 4 settimane, infatti l'Aurelia tra Chiavari e Zoagli rimarrà chiusa di notte. ANAS realizzerà alcuni lavori di posa delle condotte fognarie. Lunedì e martedì invece sarà attivato un senso unico alternato in via San Michele di Pagana a Rapallo. Facciamo il punto del servizio.
La riapertura è prevista per sabato 8 giugno. Da lunedì 13 maggio e sino ad allora l'Aurelia tra Chiavari e Zoagli rimarrà chiusa di notte. 4 settimane di possibili disagi per i collegamenti tra i due comuni. La strada sarà chiusa dalle 22 di ogni sera fino alle 6:30 della mattina successiva. Questo per permettere ad ANAS di realizzare i lavori di posa delle condotte per il pompaggio delle acque di fognatura da Zoagli al depuratore di Chiavari, nel tratto compreso tra i chilometri 487 e 488 dove sono ricomprese le gallerie. Durante il giorno, dalle 6:30 alle 22, sarà in vigore il senso unico alternato, gestito da semafori o movieri. Per mitigare i problemi al traffico, la chiusura dell'Aurelia sarà sospesa anche nelle notti tra la domenica e il lunedì, durante le quali la circolazione rimarrà a senso unico alternato. Le limitazioni necessarie all'attivazione degli interventi sono state decise da ANAS e condivise con la Prefettura, le forze dell'ordine e gli enti locali. Per raggiungere le due località la notte sarà necessario utilizzare l'autostrada. Un sacrificio lungo 4 settimane, ma è anche il passaggio conclusivo dei lavori alle condutture, che durano ormai da più di un anno e riguardanti anche la messa in sicurezza dell'arteria stradale. Un anno di interventi, di semafori e di rallentamenti che a giugno dovrebbe vedere la fine. Inoltre, a proposito di disagi alla circolazione veicolare, da lunedì sarà attivato il semaforo in via San Michele di Pagana all'altezza della spiaggia degli Archi. L'area di cantiere occuperà la carreggiata lato mare, rendendo necessario il transito dei mezzi in quel tratto unicamente sulla carreggiata lato monte. L'operazione è necessaria per rimuovere il grosso pino marittimo caduto durante la mareggiata del 29 e 30 ottobre scorsi. La strada sarà aperta a senso unico alternato, regolato da semaforo, lunedì 13 e martedì 14 maggio dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle 17. Andiamo adesso sul nostro sito teleradiopace.com per una notizia. La Regione Liguria ha stanziato 600.000 euro per l'apertura degli asili nido nei mesi di luglio e agosto. Per la prima volta queste risorse saranno destinate anche ai servizi educativi domiciliari, ai centri bambini e alle sezioni primavera, sia pubbliche che paritarie. La scelta della Giunta regionale risponde alle richieste avanzate dai comuni e punta ad ampliare l'offerta dei servizi per la prima infanzia. I fondi saranno distribuiti ai comuni capofila dei distretti sociosanitari che dovranno poi suddividerli fra gli enti aderenti. E sono svolte questa giornata, sono iniziate questa mattina al Villaggio del Ragazzo di San Salvatore di Cogorno le selezioni per l'ammissione per diventare autisti dell'azienda di trasporto pubblico ATP. Sono stati 380 i candidati che si sono sottoposti ai test attitudinali, oltre 150 quelli che potranno affrontare il successivo esame di pratica e poter essere inseriti nella graduatoria finale per entrare in organico. L'azienda torna così ad assumere a distanza di 3 anni. Oggi ATP conta 435 dipendenti. Il Papa adesso: lo sport è una grande scuola che insegna il valore delle regole e i limiti. Lo ha sottolineato Francesco, che questa mattina nella Sala Clementina in Vaticano ha ricevuto in udienza i membri del Centro Sportivo Italiano, associazione che raccoglie numerose società oltre a gruppi sportivi parrocchiali. L'occasione è il 75° anniversario di fondazione. Non ci si sente più liberi, ha detto il Papa, quando non si hanno limiti, ma quando con i propri limiti si dà il massimo. Sentiamo. Lo sport migliora le persone, può favorire una cultura del dialogo e dell'incontro rispettoso. Lo ha ricordato Papa Francesco, che in occasione del 75° anniversario di fondazione ha ricevuto in udienza i membri del Centro Sportivo Italiano. La lotta con gli avversari nelle competizioni sportive è sempre definita incontro e mai scontro, perché alla fine, sebbene sia meglio vincere, in un certo senso si vince entrambi, ha sottolineato il Pontefice, che ha invitato i responsabili dell'organizzazione a vivere con lo spirito di crescita e di aiuto vicendevole che insegna il Vangelo negli oratori e nelle parrocchie dove il CSI opera. Custodite la fede che vi viene donata, che è il bene più prezioso per la vostra vita, e siate portatori di speranza in tutti gli ambienti nei quali vi trovate a vivere, ha augurato loro Francesco. Il mondo che sogniamo e che con determinazione vogliamo costruire si basa su un agonismo sano che vede sempre nell'avversario anche un amico e un fratello. Lo sport, ha concluso Francesco, è una grande scuola, a condizione che lo si viva nel controllo di sé e nel rispetto dell'altro, in un impegno per migliorarsi che insegni la dedizione e la costanza, e in un agonismo che non faccia perdere il sorriso e alleni anche ad accettare le sconfitte, ma soprattutto al rispetto delle regole essenziali per vivere insieme. Una grande lezione dello sport che ci aiuta ad affrontare anche la fatica quotidiana dello studio, del lavoro, come pure la relazione con gli altri, e che ci si può divertire solo in quadro di regole,
ben precise. Infatti, se in una gara qualcuno si rifiutasse di rispettare la regola del fuorigioco o partisse prima del via, non ci sarebbe più competizione, ma solo prestazioni individuali e disordinate. Al contrario, quando affrontate una gara, voi imparate che le regole sono essenziali per vivere insieme, che la felicità non la si trova nella sregolatezza, ma nel perseguire con fedeltà i propri oggettivi. E imparate anche che non ci si sente più liberi quando non si hanno limiti, ma quando con i propri limiti si dà il massimo. Andiamo in diocesi, giunge a compimento il triduo di preparazione alla festa di Maria Addolorata nella zona pastorale di San Salvatore di Cogorno. Questo pomeriggio si è svolta la cerimonia dell'offerta dei fiori a Maria da parte dei bambini della comunità dei figli, a cui è seguita la processione verso la Basilica dei Fieschi. Domani, giorno della festa, alle 18 nella Basilica sarà celebrata la Santa Messa, durante la quale sarà amministrato il sacramento della Cresima ai ragazzi della zona pastorale. Domani inoltre dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 saranno esposte le sacre icone scritte da Mariella Garofano dell'Associazione Iconografia Cristiana San Francesco Saverio di Genova Quinto. E domani pomeriggio a partire dalle 14:30 fino alle 20 festa e avvio per una raccolta fondi a sostegno della piccola città dell'Immacolata, struttura che sorge sulle pendici del Monte Fasce alle spalle di Genova. Gestita dal marzo 2015 dall'Associazione Domus Famiglie padre Daniele Onlus, l'immobile è attualmente in vendita. Con l'iniziativa Salva la piccola città dell'Immacolata si vuole cercare di mantenere in vita questo centro di spiritualità, di preghiera e di accoglienza. Domani pomeriggio dunque un momento di festa gratuito con giochi per bambini, musica, merenda e sorprese. Alle 17 verrà celebrata la Santa Messa presieduta dal cardinale di Genova, l'arcivescovo di Genova Angelo Bagnasco. Seguirà il concerto polifonico a cura dell'ensemble Vox Dogalis e per concludere aperitivo offerto nel piazzale. In tema di solidarietà sono Aulularia nell'adattamento originale di Plauto e Re Ugola, adattato da Rino Giannini, i due spettacoli che gli studenti del Liceo Marconi del Pino di Chiavari porteranno in scena martedì e mercoledì sera, rispettivamente all'Auditorium San Francesco di Chiavari e al Teatro Ariston di Sesti Levante, per raccogliere fondi per l'Anfas Tiguglio Est di Chiavari, un progetto sostenuto dal Rotary Club. Noi siamo andati a vedere le prove. Io sono l'uomo di cui ti sei innamorata 30 anni or sono. Siamo qui nella sede del Liceo Marconi del Pino, che in realtà oggi è un set cinematografico, un palcoscenico teatrale per le prove di uno spettacolo gestito dai ragazzi per degli altri ragazzi. Non è un momento, un diversivo, ma è un progetto comunque didattico, al di là delle valenze sociali, in cui credete molto. Allora, fare teatro vuol dire fare scuola oggi, è una delle modalità vincenti attraverso la quale i ragazzi possono accostare la cultura, in questo caso squisitamente la cultura classica, possono apprezzarne la modernità, l'attualità, possono assolutamente scoprire le proprie attitudini, le potenzialità, si creano relazioni umane importantissime oggi in un mondo giovanile dove lo straniamento, l'emarginazione, la solitudine che è affidata spesso al digitale fa sì che queste relazioni siano venute meno, siano ridotte all'osso. Il primo è Re Ugola, che è una ripresa di Ubu Re di Jarry, per cui rivisto e rivisitato, però questo non si può dire nulla perché bisogna venirlo a vedere. Comunque sia la storia di uno scalcinato che vuole conquistare un potere, lo conquista e poi lo perde, per cui un po' anche una metafora dei tempi d'oggi. Il secondo è dall'Aulularia di Plauto, dunque una ripresa di questa storia di questo avaro, storia che per noi genovesi è abbastanza vicina, mettendo insieme anche Goldoni, un po' di Pigna Secca, Pigna Verde di Govi, per cui c'è un po' tutto insieme, ogni spettacolo con la musica dal vivo, fatta sempre dai ragazzi, per cui insomma venite numerosissimi, altrimenti disastri. Per cui veniamo, per la parte degli scherzi, è uno scopo benefico, per cui l'importante è venire a sostenere questa causa che da 10 anni va avanti, per cui è anche una cosa
utile per la città. No? Però non finisce qui, perché poi questi 2 spettacoli voi li esporterete all'estero, cioè fuori i confini chiavaresi, in 2 importanti festival. Molto lontani i confini chiavaresi, perché uno, l'Aulularia, andrà a Tindari, per la prima volta siamo a Tindari vicino a Messina, mentre l'altro, Re Ugol, andrà a Palinuro vicino a Salerno. Il Circolo Pescatori Dilettanti di Rapallo ha donato alla struttura per anziani Villa Tasso un concentratore di ossigeno. La macchina sostituisce l'uso delle bombole e permette un più veloce e sicuro intervento a favore degli anziani ricoverati. Il nostro circolo è legato indissolubilmente alla città di Rapallo, afferma il presidente Riccardo Repetto, e l'attenzione ai nostri anziani è sicuramente un modo per dimostrarlo. Da sempre abbiamo pensato alla solidarietà, supportando la mensa dei poveri, acquistando i defibrillatori per il porto pubblico e per la Casa della Gioventù. La collaborazione con il Tasso è relativamente recente, ma con i dirigenti della struttura siamo sicuri di poter contribuire anche nei prossimi anni al benessere dei nostri anziani. E visita invece a Sestri Levante dell'ambasciatore della Mongolia in Italia, Terendori Yambaldori, l'incontro promosso dall'associazione Uleudo e dall'associazione Genuensis è stato ospitato dalla cooperativa Olivicoltori Sestresi nella sede di Valle Ragone. Era presente il consigliere regionale Claudio Muzio nella sua veste di segretario dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Liguria. Al termine dell'incontro l'ambasciatore ha consegnato in dono una pepita di pirite e una di rame provenienti dalla Mongolia in segno di amicizia tra il paese asiatico e la Liguria. All'ambasciatore è stato fatto dono da parte del presidente della cooperativa Olivicoltori Nicola Gandolfo un cesto di prodotti tipici del territorio. Lo sport adesso, il calcio è cambiato come il mondo in cui si gioca. La tecnologia ha rivoluzionato il mercato come è accaduto in qualunque altro ambiente di lavoro. Quali sono le potenzialità e i limiti di questa innovazione? Se ne è parlato nella sede di YLab a Chiavari con autorevoli interlocutori. Vediamo. Tutto cambia con l'innovazione tecnologica. Sì, la tecnologia fortunatamente non smette mai di andare avanti. Noi siamo un'azienda che abbiamo iniziato con i DVD, poi abbiamo fatto l'iPad, la soluzione per l'iPad, poi abbiamo fatto quella digitale, eccetera. Oggi dei video in particolare, oggi stiamo vedendo tantissimo come la nuova frontiera del calcio è il dato, e in effetti oggi con la statistica si iniziano a misurare molto bene le performance, si può dire quali sono i mister nel mondo in 100 paesi che stanno giocando più simile a Gasperini. No, e magari anziché prendere uno dei soliti mister vai in Colombia a prendere questo qua. Ecco, questa è la tecnologia di oggi. Rimarrà sempre comunque importante l'aspetto umano, no? No, totalmente, la tecnologia è un supporto, uno strumento, un aiuto, è un filtro, eccetera. Poi alla fine è un po' come nel lavoro. Oggi si può pensare di lavorare senza l'email? No. Si può pensare di lavorare senza il telefonino? Qualsiasi, no? Ok, è uguale, nel calcio la tecnologia è prima zero, oggi è parte del lavoro, di come le società impostano il lavoro. L'Entella, Y-Scout, Y-Lab rappresentano un'eccellenza, mi capita di girare tanto in tante città importanti, insomma, ma una concentrazione di eccellenze, insomma, di questo tipo in una città relativamente piccola è davvero straordinaria, insomma, e credo che debba essere un vanto per tutta la comunità. D'altronde la tecnologia ormai rende tutto il mondo più piccolo, perciò alla fine una cosa buona, bella, efficiente non è importante da dove viene. Infatti diciamo che se la modernità ci ha dato dei vantaggi, questo è uno di quelli, cioè il fatto di poter far crescere delle cose importanti in un qualsiasi luogo, far crescere delle strutture, delle aziende in qualsiasi luogo, perché poi diciamo i media, internet, il web permettono di raggiungere da quel luogo tutto il mondo in maniera istantanea. Anche dall'incontro di questa sera si intende sempre di più che i social sono una presenza. Proprio per l'importanza che hanno ci sarebbe bisogno di una maggiore regolamentazione, non chiaramente per soffocare le voci di libertà, ma per impedire
che attraverso questi mezzi poi si sviluppino trame illecite di qualsiasi tipo che poi vanno a danneggiare l'economia positiva o la politica positiva. Siamo così allo sport. Il sogno del Rapallo Pallanuoto di conquistare la finale scudetto si infrange nel quarto tempo della semifinale contro la SIS Roma, quando il rigore trasformato da Chiappini porta le giallorossi a +2 dopo un match in continuo testa a testa, suggellando di fatti la vittoria della formazione capitolina per 7-5. Si conclude domani così l'avventura delle gialloblu alla Final Six scudetto a 1 femminile che si sta disputando a Catania. Le rappalline troveranno il plebiscito Padova nella finalina per il terzo e quarto posto, in programma alle 12, in palio anche il pass per l'Europa. E si è disputata a Chiavari la quarta edizione del trofeo Memorial Franco Casareto, organizzato dallo Yacht Club Chiavari nelle acque del Golfo Tigullio per ricordare Franco Casareto, da tutti ricordato come Franco Caporn. In acqua 26 imbarcazioni delle classi ORC, IRC, Libera e J80 che hanno affrontato il percorso Chiavari-San Fruttuoso Chiavari in una giornata nuvolosa con qualche piovasco ma davvero giusta per regatare. Il mare mosso con onda formata e il vento di scirocco dai 10 ai 20 nodi hanno messo alla prova le capacità tattiche dei velisti, rendendo particolarmente competitiva e divertente la regata. Al termine, nella sede dello Yacht Club nel porto di Chiavari, si è tenuta la premiazione Bacciottigno. Il Dufour 34P di Roberto Gagliardi di Bellano si è aggiudicata la vittoria in classe ORC, mentre Freelance di Federico Bianchi della Lega Navale di Chiavari si è aggiudicato la vittoria in classe IRC. In classe libera, vittoria a Emotions di Francesco Maria Guerci dello Yacht Club Chiavari e primo del raggruppamento J80 Ippopotam Tam di Dario Andrea Taglioretti, sempre dello Yacht Club Chiavari. Il trofeo Challenge Memorial Franco Casareto per l'imbarcazione prima classificata overall nella classe ORC è stato assegnato ancora a Bacciottigno di Roberto Gagliardi. E per il calcio tutti allo stadio Sivori a sostenere l'Unione. Con questo slogan il Sestri Levante Calcio incita i tifosi ad andare allo stadio domani in occasione della gara dei play-out per la Serie D. L'incontro si disputerà allo stadio Sivori con inizio alle 16. In campo i corsari affronteranno l'Arconatese. Per l'occasione il biglietto avrà il prezzo simbolico di €1. La società rossoblù nell'anno del centenario chiama a raccolta l'intera città e tutti i sestrini per sostenere la squadra nello spareggio che vale tutta la stagione. Uno sguardo ad altri appuntamenti in agenda per domani nella nostra scheda. Appuntamenti in agenda per domenica 12 maggio. Chiavari ospita il mercatino dell'antiquariato. Le bancarelle saranno allestite nel centro storico dalle 8 alle 20. Negli stessi orari in piazza Mazzini si terrà l'iniziativa Artisti in strada. La Zalea della Ricerca torna in piazza per sostenere l'Associazione Italiana Ricerca contro il Cancro. A Chiavari i volontari saranno in piazza Matteotti dalle 8 alle 12. 41esima edizione a Zoagli della Marcia dei 5 Campanili. Iscrizioni in piazza 27 dicembre a partire dalle 8:30. Partenza della corsa alle 10. A Rapallo va in scena la 7ª festa del volontariato I Tesori Nascosti di Rapallo. Dalle 9 decine di associazioni saranno presenti in piazzetta Rosa dei Venti e nelle zone della passeggiata a mare per illustrare l'attività proponendo incontri, laboratori e stand gastronomici. Si riunisce il Circolo Culturale Filatelico Numismatico Chiavarese. Il ritrovo per gli appassionati è dalle 9:30 alle 12 nella sala livellara di Via del Pino a Chiavari. A Pieve Ligure 12° raduno organizzato dall'Ambretta Club Liguria con il patrocinio del Comune di Sori e quello della Proloco. Si comincia alle 9:30 con le iscrizioni presso la Società di Mutuo Soccorso di Pieve Ligure. Alle 11 si parte con la Scooter Run Pieve Sori. Giornata clou a Camogli per la Sagra del Pesce. Alle 9:30 la benedizione della padella, frittura e distribuzione del pesce in piazza Colombo a partire dalle 10:15, a Ruta di Camogli dalle 10:30. Bimbi in bici va in scena a Rapallo. La biciclettata per famiglie organizzata dalla FIAB Tigullio Vive in Bici partirà alle 10:15 dal chiosco della musica diretta ai giardini di Villa Tigullio, tappa intermedia alle 10:30 in piazza Ale Cile. Secondo giorno di Open Day nell'Istituto Torriglia di Chiavari, la struttura sarà visitabile dalle 10 alle 12. In occasione della festa della mamma, ingresso gratuito per tutte le mamme al Musel di Sestri Levante, orario di apertura 10:13, 14:17. Nel pomeriggio alle 15:30 inaugurazione della mostra La storia in soffitta, curata dall'Istituto Comprensivo della Città e dall'Abter Tigullio. Per il terzo anno consecutivo Sopra la Croce ripropone il Cantamangio, partenza alle 14 da Prato Sopra la Croce, prima tappa Belvedere e a seguire Valle Piana, Zanoni, Prato e Perlezzi.
Appuntamenti in agenda per lunedì 13 maggio. Per i corsi di cultura di Chiavari alle 16 in sala Livellara di Via del Pino il docente Daniele Lazzarini terrà una lezione di storia del cinema sul cinema italiano tra continuità e rinnovamento, gli ultimi adattamenti dalla letteratura di Bellocchio e Guadagnino. Nuova lezione dell'Accademia Culturale di Rapallo alle 16 nei locali di Villa Queirolo. Marco Del Pino affronterà il tema Fernanda Pivano e il sogno della pace. Incontro di formazione per genitori e docenti all'Istituto Nata De Ambrosis di Sestri Levante. Alle 16 nell'aula magna della scuola ci sarà la relazione del sociologo Mario Salisci che affronterà il tema I nostri ragazzi, la sfida della relazione educativa tra adulti e giovani. Prima giornata del corso di formazione per lavoratori designati al pronto soccorso aziendale a cura della Croce Verde Chiavarese. Le lezioni si svolgeranno dalle 20 alle 23 nella sede di Largo Casini a Chiavari. Alle 20:45 infine all'ex convento dell'Annunziata di Sestri Levante appuntamento con Mondovisioni, i documentari di Internazionale. Nella sala Agave sarà proiettato il film What is Democracy di Astra Taylor. Ed è tutto per questa edizione di Tigullio oggi. L'informazione torna lunedì mattina alle 7:30 con il TG Rassegna Stampa. Continua sul nostro sito teleradiopace.com e il canale 187 Telepace News. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata e buona domenica.